siamo qui per presentarvi la tendenza trucco autunno-inverno 2011-2012. Sicuramente quest'anno vedremo riproporsi i trucchi che abbiamo visto già l'anno scorso in versione colorata, quindi lo Smokey Eyes di Chanel viene ripreso da tutto il resto delle altre aziende, ripresentato però con colori molto più sgargianti, dal verde al viola e al blu. Presenteranno dei verdi comunque acqua, verdi salvia, verdi intensi, tutte le gamme di questi colori. In più avremo anche l'aggiunta di effetti metallici, quindi dall'opaco avremo invece questo effetto metallico che lo rivedremo tantissimo con l'oro dell'anno prossimo, presentato appunto da Chanel quest'anno. In più la componente fondamentale quando si presenteranno dei trucchi piuttosto pallidi sull'occhio, quindi colori non troppo sgargianti, allora sgargiante sarà invece le labbra, che si presenteranno sempre di rosso intenso, violaceo, addirittura marrone scuro, ovviamente assolutamente senza la matita di contorno, quindi colori totalmente interi e anche non sfumati, quindi molto compatti e molto matto, oppure molto lucidi. Tutto questo vediamo che appunto non ci sta più una tendenza a rispettare un trucco in se stesso, ma la componente colore ormai è diventata la cosa fondamentale da poter seguire. Al contrario però la tendenza pale, che appunto si può sentire in giro, quindi con un eyeliner molto netto, quindi un ritorno agli anni 60 per così dire, e eyeliner netto e viso però in contrasto molto pallido, zigomo molto esaltato e labbra comunque o molto chiare, quasi diafane, quindi proprio assolutamente fredde, oppure molto colorate. Questo che significa? Che in realtà non c'è più una regola del trucco oggi. Oggi noi abbiamo tutto il nostro passato, le nostre mode, gli anni 60, gli anni 80, quindi abbiamo gli anni 60 con ciglia pazzesche, gli anni 80 con i colori, appunto l'eyeliner, si rimischiano tutte insieme creando praticamente un effetto personalizzato. Oggi la cliente non vuole più un trucco forzato, un trucco che hanno tutti, ma vogliono poterlo personalizzare sul proprio gusto senza più avere paura di osare con i colori e quindi anche lo Smokey Eyes, che è un trucco importante, un trucco assolutamente invasivo sull'occhio, si presenterà anche tutto quasi completamente colorato. Andando avanti con le aziende della moda comunque, quindi avremo Chanel che sicuramente si presenterà con l'oro quest'anno, e anche lo smalto sarà oro e il rossetto tornerà ad essere rosso, quindi un po' come una Marilyn nuovo stile. Dopodiché abbiamo Estée Lauder, ad esempio, proporrà comunque molto l'effetto metallico, invece totalmente freddo, le labbra rimangono comunque rosse. Lancôme riproporrà invece uno stile molto più anni 60, senza le ciglia ma con un eyeliner un po' forzato alla Amy Winehouse, forse proprio per comunque ricordare il personaggio e tenerlo un po' con noi. Revlon uguale, terrà ad esempio i rossetti molto rossi, continuerà ad avere questo eyeliner e questo effetto comunque metallico chiaro sul resto dell'occhio. Dior per esempio propone il blu quest'anno come con tutte le tendenze, ma anche in questo senso sarà metallico, quindi non sarà un blu opaco ma quindi freddo, intenso, cupo, ma comunque molto brillante. L'incarnato molto chiaro viene riproposto soprattutto adesso che la bronzatura sta un po' passando di moda, allora l'incarnato apparirà molto chiaro e anzi si tenderà a schiarirlo ancora di più in contrasto a quest'occhio decisamente più scuro. Andando avanti con Yves Saint Laurent avremo comunque l'effetto sempre molto violaceo, bluastro, comunque lo Smokey Eyes sicuramente va per la maggiore su tutte quante le nostre aziende, sempre più forzato e sempre più caratterizzato da un contrasto netto con il viso. Oggi noi siamo qui, in realtà io sono qui per presentarvi una lezione di trucco sulla quale cercheremo di adattare tutto ciò che oggi si può vedere nella moda
quindi anche le ciglia finte volendo, perché un ritorno sarà tantissimo di ciglia finte molto abbondanti degli anni 60. L'obiettivo di oggi è presentarvi una lezione di trucco che avrà come obiettivo accontentare il cliente, cioè adattare sul cliente un effetto che la moda ci propone oggi, quindi sceglieremo insieme quale sarà l'effetto che la cliente vorrà avere sul viso e insieme lo lavoreremo con l'obiettivo effettivo che poi questa cliente potrà veramente riproporre questo trucco anche a casa, quindi la lezione di trucco avrà l'accuratezza di una presa visione del viso. Dopodiché valuteremo i prodotti che la cliente ha a casa e non dobbiamo ricomprare tutto quanto da capo sempre ogni volta. Io eseguirò metà su metà del viso il trucco e mentre la cliente si truccherà l'altra metà del viso io comporrò una carta trucco che verrà consegnata alla cliente che potrà poi in conseguenza ripetere tutto questo a casa.